autonomia hai? Oddio, non me lo dite esattamente, comunque finora che sempre funziona. Anche perché così bisogna stare tanto bene, bisogna che mi informo Perché io penso che la roba sul nostro piano sia messa sul posto strategico, come sistema di vigilanza. Ah, beh sì, podría essere. Portando di regalare un Sì, esatto, sì, abbastanza, magari da tutta la notte, non so. Sì, adesso domani mi informo dall'informatica, dopo vi posso fare. Buonasera a tutti, diamo inizio al Consiglio Comunale. Invito il segretario comunale a fare l'appello. Liuri Luciano, Teo Sabrina, Olivo Matteo, Guglielmini, Pierino, Gusto Francesco, Dello Luca, Pellegrini Lorenzo, Dusso Alessandra, San Rocco, Guzzo Fabrizio, non Fabrizio, Minoia Giovanni, Don Antonio, Gio Marco, Molino Alessandro, Paolo Marco, Misso Giovanni. Segretario, giustifico l'assenza del consigliere Pellegrini e Antelmo per motivi personali. Procediamo ora alla nomina di due scrutatori, del consigliere assessore Curso Francesco e Gino Marco e il capogruppo Molino Alessandro. Chiediamo gli auguri se ci sono delle interpellanze. Presidente, non è proprio una interpellanza, ma volevo porre l'attenzione del Consiglio Comunale, ma credo che tutti i consiglieri siano stati chiamati e abbiano ricevuto una informativa da parte della Lega Nord che siccome nella scorsa commissione consigliare di cui è presidente del dottor Zanon era all'ordine del giorno una mozione o un argomento che si doveva trattare in questo Consiglio Comunale che è stato rinviato. Devo dire che questa mi sembra che fosse anche un impegno da parte di tutti i componenti della Commissione consigliare, ma anche del Presidente della Commissione, di porre particolare attenzione all'argomento della riorganizzazione
dell'ospedale o delle scelte che riguardano la sanità del territorio. Quindi l'intenzione appunto è quella di sentire con tutte le parti e di fare una discussione ben approfondita in merito. Abbiamo un capogruppo Zano. Buonasera a tutti. Volevo dire al consigliere Tonon che mi ha proprio anticipato, nel senso che l'intenzione è questa sera alle interpellanze. La lettera che mi ha mandato da Lega Nord del Cavo, non solo, ma volevo anche proporre al sindaco, anche a tutti i consiglieri, per poter essere un'idea che ho maturato questa sera leggendo, e penso sia opportuno che vi legga perché mi è arrivato. Benissimo, signor consigliere, dottor Antonio Zanoccaoli. La Lega Nord, la Lega Veneta di Caole, chiede che il Consiglio Comunale metta in discussione e si esprima su un tema che interessa a tutta la cittadinanza, l'ospedale unico. Riteniamo importante e indispensabile che si valuti se sia opportuna la scelta dell'ospedale unico con il potenziamento dei 2 poli esistenti di San Donat di Chiave e Porto Ruaro. Nella ipotesi che si ritenga più valida l'opzione dell'ospedale unico, si indichi quale sito sia più idoneo, un servizio che risponda maggiormente ai bisogni del territorio, tenendo presente anche che la scelta del sito ha ad incidere sulle furie di utenti verso soprattutto il vicino Friuli, furie che costituiscono costi aggiuntivi per la Regione Veneto. La Lega Nord e Liga Veneta chiede un maggior coinvolgimento dei cittadini su questo tema, sia nel caso di potenziamento dei 2 poli sanitari esistenti, sia nel caso che venga edificato l'ospedale unico, comanda alle istituzioni di vigilare affinché quanto verrà realizzato risponda ai criteri di funzionalità e dell'efficienza, senza creare strutture faraoniche che comportano lievitazione dei costi senza alcuna giustificazione rispetto alla qualità dei servizi. Ringraziando il psicologo Cristini Seruti Caole, di 6 luglio 2014, della Nord di Veneta, il segretario Penso di Dolfo. Allora, quello che la Lega praticamente ha un po' anticipato quella che era l'idea che avevo avuto io. Essendo stata convocata l'ultima riunione che abbiamo fatto così in municipio per l'istituzione della commissione, soprattutto quelle che si riguardano in questo caso quelle degli affari generali, ho visto anche l'elezione del proprio Presidente della persona del sottoscritto. Tra le idee che erano maturate in quella sede c'era anche quella di approfondire eventualmente alcuni temi proprio in sede di missione. Come ci sono state nel frattempo anche delle riunioni da parte della nostra maggioranza e si è arrivati a una conclusione che finché non viene ancora evidenziato da parte di tutti sappiamo che c'è una commissione che sta valutando attentamente quelle che sono le eventuali possibilità sia di mantenere gli ospedali, sia di farne uno, sia di fare la sede idonea. Siamo un po' tutti in attesa che queste conclusioni vengano anche determinate. Qui ci sembrava un po' così prematuro che fosse una presa di posizione netta da parte del nostro Consiglio Comunale. Sembrava più opportuno discutere in maniera approfondita questo argomento. Io proporrei al sindaco, ma anche a tutti voi, che ci fosse una convocazione della Commissione degli Affari Generali dove fossero invitati i rappresentanti dei partiti, fosse allargata anche a esponenti dell'USL, che potessero venire a relazionarci in merito al problema. La mia intenzione, prima che ci fosse la comunicazione del consigliere Tonon, mi proporre all'interno di questa del sindaco anche questa eventuale possibilità. Sì. Grazie Presidente.
Solo per rispondere un attimo al capogruppo Zanon, ma le due cose sono un po' diverse secondo il mio punto di vista, perché la Liga Veneta fa un tipo di ragionamento. L'argomento che è stato trattato in conferenza capigruppo, se ben ricorda, era ben diverso, perché comunque era stato portato un argomento dell'ordine del giorno sull'ospedale unico. Invece chiedono di valutare l'opzione ospedale unico oppure di incentivare i due ospedali, quello di San Lorenzo e Portogruaro. E se vado bene a memoria, si è parlato anche di questioni un po' tecniche forse in quella conferenza capigruppo, mi può semmai confermare anche il capogruppo Corini. Infatti la richiesta che è stata fatta da ambo e due capigruppo è stata quella di avere prima di tutto la copia di tutti i verbali, sia precedentemente alla nomina del sindaco Strillo in qualità di presidente conferenza sanità e anche quelli della con la sua nomina, di capire un attimo quale sia la volontà di tutti, ma quello che è stato anche ribadito in conferenza capigruppo, siamo tutti sicuri e tutti d'accordo che per la volontà dell'ospedale unico, perché credo che la cittadinanza non sia nemmeno stata mai sentita. Quindi credo che il contenuto di questa lettera portata da questa forza politica sia un po' diverso. Poi concordo e mi auspico, visto che lei è sempre stato di parola, che possa nella sua commissione portare questo tema e valutare, però credo, e lei me lo conferma, in una commissione tecnica regionale significa che la scelta è già comunque dell'ospedale unico. La commissione tecnica dovrà solo decidere il dove e entrare in merito alla tecnicità dell'argomento. Grazie. Prego, grazie, buonasera. Interpellanza sul cosiddetto ospedale unico. Stando a quanto risulta dal verbale della conferenza sindaci del Veneto Orientale tenutasi il giorno 20 febbraio dell'anno 2014, il sindaco di Calvo, Luciano Spirri, si è dichiarato d'accordo con l'ospedale unico e con nominare una commissione di soli tecnici. Il Comune di Calvo e segnatamente il Consiglio Comunale di Calvo non ha mai discusso e deliberato alcuna decisione in merito al cosiddetto ospedale unico. Attualmente il sindaco di Calvo, Luciano Spirri, è anche presidente della conferenza di sindaci del Veneto Orientale. A prescindere dalle singole personali posizioni in ordine all'utilità, opportunità, valenza ed efficacia del cosiddetto ospedale unico, le decisioni in merito spettano evidentemente a livello politico, al quale è rimessa dai cittadini, in virtù della rappresentanza elettiva, la relativa scelta. In ogni caso, allo stato attuale non vi è alcuna oggettiva dimostrazione che il cosiddetto ospedale unico si risolverà sicuramente in un risparmio economico e in una migliore e più efficiente erogazione del servizio sociosanitario nel Veneto Orientale. Per contro, il territorio del Veneto Orientale è abitato da circa 200.000 cittadini e genera decine di milioni di presenze turistiche l'anno, di cui l'unica struttura sanitaria risulterebbe verosimilmente inadeguato ad offrire un efficace ed efficiente servizio sociosanitario, in special modo se distante dal litorale. Il pari potenziamento dei punti di primo intervento, specie per l'area litorale, a forte vocazione turistica e stagionale, non sembra ancora essere stato attuato e la prospettiva del cosiddetto ospedale unico non offre attualmente spunti di migliori risposte alle emergenze sociosanitarie. Alla luce di un tanto del fatto che l'argomento dell'ospedale unico sembra essere di forte interesse pubblico ma oggetto di altrettanta disinformazione, si chiede al sindaco di Calvo di dar conto al Consiglio Comunale della propria posizione, secondo espressa in sede di conferenza dei sindaci, di convocare un apposito Consiglio Comunale per affrontare il pubblico dibattito l'argomento dell'ospedale unico. Allora, do parola al sindaco che utilizza questo argomento. Allora, buonasera a tutti. In ordine all'interpellanza, il capogruppo Polinsera per dare risposta in sede consiliare al prossimo Consiglio Comunale con la prevista del rito. Intervengo però in ordine alle considerazioni del capogruppo Zanon e del capogruppo Teso per dare alcune informazioni aggiuntive. Avevamo predisposto un ordine del giorno per questo Consiglio Comunale sull'ospedale unico del Veneto Orientale, che era stato portato a discussione nella capigruppo e poi ritirato in sede consiliare anche su richieste di alcuni componenti della Commissione e trovo per motivi.
La prima questione è relativa al fatto che si pensava che i sindaci del Veneto Orientale, nei termini assegnati alla conferenza, facessero pervenire le osservazioni, interruzioni, modifiche, chiarimenti in ordine a quella che era la relazione dei tecnici che erano stati nominati per le valutazioni del caso. In realtà nei termini è pervenuta solo l'osservazione del Comune di Sesto di Vivenza, per quale peraltro era stata data immediata risposta. Solo in data ieri è pervenuta l'osservazione del Comune di San Maria di Piave e solo domani perverrà, come anticipato il sindaco del Porcello, le osservazioni da parte del Comune di Portovaro. Non so se gli altri sindaci faranno delle osservazioni. L'attenzione del documento da portare all'attenzione del Consiglio Comunale è riferito a una relazione che deve essere già completa nel suo contenuto, cioè i tecnici avrebbero dovuto dare sotto il profilo tecnico le risposte, la relazione sotto il profilo tecnico deve essere ultimata, dopodiché ci deve essere un passaggio in commissione nostra, nel Consiglio Comunale e successivamente il sindaco sarebbe dato in conferenza ai sindaci ad esprimere quella che era la posizione inerente alla relazione. Il ritardo delle osservazioni ha determinato l'opportunità di procedere al ritiro perché non avremmo potuto esaminare il documento compiuto, si sarebbe poi dovuto ritornare. Poi un altro motivo, nella capigruppo era stata fatta richiesta, se non erro, dal capogruppo Tesa, dal capogruppo Borini, di poter accedere alla copia dei verbali della conferenza sindaci sanitaria, in ordine alle quali il Comune di Piave aveva espresso il consenso. Io sono stato nominato Presidente della conferenza il 21 di marzo, ma nei due verbali precedenti, credo 2012 e 2013, era già stata messa a verbale la posizione del Comune di Caule, che era esattamente uguale alla posizione di tutti gli altri comuni del Veneto Orientale, perché entrambe le delibere, 2012-2013 mi pare, portavano l'unanimità dei consensi da parte degli amministratori locali nella scelta dell'ospedale unico, tant'è che a seguito di quelle due delibere venne poi nominata dalla conferenza del 21 marzo, mi pare, i tecnici della regione che poi avrebbero dovuto esprimere le loro valutazioni. Cosa mancava? Perché in questi verbali è stata data copia a chi li ha richiesti. Manca il verbale del 24-25 giugno scorso, dove io mi trovavo nella posizione di presidente della conferenza, manca perché, seppur dato velocemente da parte della segreteria della conferenza, il verbale viene per prassi mandato all'ASL per verificare che le dichiarazioni rese dai rappresentanti dell'azienda sanitaria siano conformi a quelle riportate al verbale. Dall'ASL stiamo ancora da loro attendendo la restrizione del verbale affinché io lo possa sottoscrivere e renderlo pubblico con la mia firma. Anche per questa ragione ho consigliato di ritirare per il momento, di rinviare l'ordine del giorno sull'ospedale unico, in attesa che, come chiesto dal capogruppo, possa essere messa a disposizione di questo verbale. Poi l'ordine della richiesta che era ovviamente vedremo un attimo, certamente concordo con il capogruppo Teso perché la richiesta Lega No è diversa rispetto a quella che era l'impostazione dell'ordine del giorno che la maggioranza poteva proporre ma anche condividere con la posizione consigliare. Prenderemo la questione e faremo le opportune valutazioni. Teniamo conto che nell'ultima conferenza sindaci sanitaria c'è stata l'unanimità dei consensi di tutti i sindaci a favore dell'ospedale unico, con l'eccezione del sindaco di Fossalta di Portugalare, allora Anastasia, oggi non più, che si era astenuto. Per il resto la posizione è sempre stata coerente nel tempo. Grazie Sindaco. Sì, il capogruppo Teso lei voleva presentare l'interpellanza? Prego. Presidente, ho delle interpellanze da presentare, però volevo fare magari una proposta, visto che abbiamo la fortuna che il sindaco è il presidente della conferenza dei sindaci sanità e comunque è la persona che ascolta anche tutte le volontà, visto che il punto all'ordine del giorno, quello che comunque noi non trattiamo ma che è sollecitato da più parti politiche, che sia magari opportuno che il sindaco convochi lui personalmente in qualità anche con la sua veste di presidente, magari anche il capogruppo per rendere tutti e partecipi su quelle che sono le scelte comunque che verranno adottate, anche se secondo me ormai siamo già
sembra di aver capito nella linea decisiva dell'ospedale unico, e se magari il sindaco accetta qualche suggerimento, questo credo sia un bene per tutti quanti, insomma, per portare un ordine che può essere condiviso all'unanimità da tutti. Va bene, ok, vado a finire con le interpellanze. Grazie. Allora, do lettura delle interpellanze. Il gruppo Noi per il bene della nostra città chiede che l'assessore commisso relazioni su: a che titolo permane ancora in piazzale Colombo il manufatto Fronte Mare adibito a pubblicità delle unità immobiliari di proprietà Marina Verde? Chiediamo inoltre tempi e modalità per quanto concerne la realizzazione dei parcheggi interrati e di fornire copia cronoprogramma dettagliato a tutti i consiglieri. Inoltre chiediamo se è volontà del Comune resistere in giudizio e chi è l'avvocato che seguirà l'ente comunale, visto che la società Marina Verde ha fatto causa al Comune di Caorle. Seconda interpellanza con risposta scritta. Alla luce di quanto dichiarato in Consiglio Comunale il 15 aprile 2014, questa la rivolgo all'assessore all'ambiente ecologia Tusso Alessandra, quindi alla luce di quanto dichiarato in Consiglio Comunale il 15 aprile 2014 dalla medesima assessore Tusso, ottimizzare non significa tagliare. Il gruppo Noi per il bene della nostra città chiede di avere copia documenti stagione 2013 e stagione 2014 relative a piano spazzamenti piazze Centro Storico, piazza Porto Santa Margherita e Luna Verde e di tutte le vie centrali. Rendiconto passaggi, svuotamento cestini e raccolta rifiuti in tutto il territorio comunale, specificando vie e numeri. L'impiego, visto anche lo scopo sociale di ASO, di dipendenti cittadini del Comune di Caorle destinati allo stesso Comune e anche ad altri comuni. Chiediamo altresì il periodo di assunzione sempre relativa ai due anni dei medesimi. Inoltre, visto le dichiarazioni dell'assessore, chiediamo anche rendiconto o relazioni in merito alla figura dell'ispettore ambientale già in opera da marzo, il tutto previsto da regolamento. Terza interpellanza, sempre all'assessore ambiente e ecologia Fusso Alessandra. Interpellanza con risposta in Consiglio Comunale, sempre alla luce di quanto dichiarato nel Consiglio Comunale del 15 aprile 2014, ottimizzare non significa tagliare. Il gruppo Noi per il bene della nostra città chiede che l'assessore Giusso relazioni sugli accordi previsti in collaborazione con ASGO in merito all'ottimizzazione del servizio, visto il lavoro puntiglioso previsto da lei stessa. Ultima interpellanza con risposta scritta, opera in piazza, il barbiere di Siviglia. La ragione di questa interpellanza non dà nessun giudizio di merito sull'opera in oggetto, che sappiamo essere stata bella ed apprezzata da molti concittadini. Anzi, cogliamo l'occasione per far presente che di tale progetto se ne era parlato già in giunta lo scorso anno, quando eravamo ancora in giunta. Tale interpellanza intende invece chiedere di verificare le modalità e i costi sostenuti dall'amministrazione per proporre la stessa opera. Desideriamo avere dati alla mano, il paragone dei costi con gli altri comuni, in cui la stessa associazione ha sostenuto la medesima opera. Nel confuso manifesto sono pubblicizzate molte date. Oltre alla nostra del 24 luglio c'erano scritte le città di San Daniele, Stilimbergo, Udine, Riccione, Pordenone, Gemona del Friuli, Jesolo e Grado, addirittura Capodistria. Per ognuna di queste date vorremmo sapere i costi e paragonarli al nostro. Per i costi sostenuti siamo a chiedervi quindi di fornirci da quale capitolo di spesa sia uscito il contributo, se è stato affidato un incarico preciso oppure se è stato elargito un contributo e quindi, per questo secondo caso, su quali costi presunti è stato erogato. Quindi è importante avere copia di ogni singola pezza giustificativa pertinente ai costi sostenuti. Grazie. Grazie Caputeso. Ci sono altre interpellanze? Grazie. Allora, diamo risposta alle interpellanze della scorsa seduta. Caro Sindaco. Grazie Presidente. Allora, se la risposta all'interpellanza del titolo avviso di garanzia presentata allo scorso Consiglio Comunale. L'interpellanza ripropone negli stessi termini e con le medesime finalità, ossia la conoscenza del fascicolo processuale penale ancora nella fase delle indagini preliminari, quanto già oggetto di discussione avvenuta nel Consiglio Comunale nello scorso 11 febbraio 2014.
Tale discussione pertanto si rimanda per compiuta risposta all'interpellanza. Preciso in questa sede che da allora e alla data odierna non sono pervenuti atti in cui lo scrivente ha avuto possibilità di accedere a notizie che possono in qualche modo essere rese senza violare il segreto istruttorio o, se rese, possano superare le precedenti dichiarazioni già esternate in sede consiliare. Attesa infatti la necessità, più volte richiamata, di rispettare il vincolo del segreto istruttorio, il sindaco non intende rilasciare ulteriori dichiarazioni e attende l'esito delle indagini. Quando e se le indagini preliminari approderanno poi a una chiusura con l'emanazione di un provvedimento finale, qualunque esso sia, sarà opportuno intervenire con idonea comunicazione al Consiglio Comunale. Grazie Sindaco. Capisco teso breve però che interpellanza è contenuta. Però c'è un'ora di tempo, Presidente, per la risposta all'interpellanza, scusi. Io ho presentato, questa è la risposta all'interpellanza, quella dello scorso Consiglio. Non è un'interpellanza fatta in questo momento. Io volevo solo ribadire al Sindaco che capisco il segreto istruttorio a cui il Sindaco fa riferimento, ma proprio perché garantisti e soprattutto perché è stata colpita, a nostro avviso, dalla stampa la figura istituzionale di un sindaco di una città importante come Caorle. A questo punto io non posso entrare nel merito di quello che possa essere l'indagine, perché l'ho già detto, non è mia competenza, però per quanto possa sembrare anche magari strano, la nostra domanda è quella di dire, comunque a prescindere dall'avviso di garanzia che si parlava sull'interpellanza, lei è a conoscenza di essere stato indagato oppure no? Perché questo? Perché allora io dico, siccome i giornalisti sono usciti e le dichiarazioni ci sono, dicendo che il sindaco di Caorle sarebbe stato indagato. A questo punto, se il sindaco, al sindaco non risulta nemmeno di essere stato indagato, io chiedo pubblicamente davanti a tutto il Consiglio Comunale che si possa procedere con una denuncia querela nei confronti degli organi di stampa che infangano continuamente la figura istituzionale di un sindaco, che continua a negare, e nessuno ha motivo di dubitare che non sia stato investito da un avviso di garanzia o iscritto nel registro degli indagati, oppure che sappia di essere indagato. Questa era la nostra posizione, proprio per far capire che noi non è che vogliamo sapere il contenuto perché non ci interessa, l'indagine la farà la magistratura, si spera che a breve possa anche chiudere, ma vogliamo capire se è a sua conoscenza sa di essere indagato o meno, e per chiudere questo triste capitolo e dimostrare che anche i gruppi di minoranza sono in solidarietà al sindaco, che deve fare un'azione forte di querela nei confronti di chi continua a infangare la sua persona, anzi non la sua persona come Luciano Friuli, ma la sua persona istituzionale di sindaco, perché ne ha rimesso tutta la città. Grazie. Grazie, prego Sindaco. Allora ribadisco quanto già detto a febbraio. Io sono stato sentito più volte dall'autorità giudiziaria penale nell'ambito delle querele da me presentate e non è una sola. Quindi l'unica cosa che posso dire, e non attiene al contenuto delle mie querele, è solo il fatto che uno sono stato sentito, due che ho presentato querela, tre che attendo l'esito delle indagini e l'altro riferisco al Consiglio Comunale e non che meno la stampa in ordine al contenuto. Perché riferire pubblicamente il contenuto di quelle mie querele è quanto principio delle indagini. Sindaco, scusi, le preciso che io non voglio sapere il contenuto, ha capito il discorso, ecco, però la stampa continua a scrivere e lei continua a negare, questo è il problema, era l'unico modo, nel senso, non voglio entrare in merito al contenuto perché giustamente l'ha detto lei, c'è il segreto, c'è quant'altro, però quando si apre il giornale sindaco indagato, insomma, allora o in un certo modo cerchiamo di colpire la stampa tutti assieme e di dire basta,
Io non le chiedo le sue querele, io non lo so, lei ha affari suoi, avrà un avvocato, perché questo l'ho appreso dalla stampa che si è avvocato un avvocato. Volevo solo capire se aveva bisogno, comunque credo che ci fosse stato il sostegno di tutti i consiglieri, perché se lei, e sono convinta e certa, perché sono garantista, continua a dire non sono indagato, non ho ricevuto avvisi di garanzia, non ne sono a conoscenza, non capisco perché sulla stampa se ne dà atto di fatto. Grazie. Ripeto, e lo chiudiamo. Io non comunico il contenuto né nei confronti di chi ho presentato la querela né quello che ho scritto nella querela. Punto e a capo. Il Consiglio Comunale non può, non deve pretendere tutto quello detto, perché se io dovessi rivelare quello che ho fatto querela e qual è il contenuto della querela, questo sarebbe controproducente a livello criminale. Riguardo? Riguardo quello che riguarda il Consiglio Comunale. Prego, consigliere. Grazie Presidente, volevo solo dire che resta sempre comunque il dubbio di questo Consiglio Comunale la questione di queste erano state definite pressioni o altre cose che riguarda il Consiglio Comunale, gli atti e la vita di questo Consiglio Comunale, che sostanzialmente non voglio prendere in causa nessuno, ma sostanzialmente riguarda le cosiddette pressioni che qualcuno dovrebbe aver avuto, e dove questo consigliere comunale ci sono due versioni su cui ancora purtroppo non ne sappiamo nulla. È chiaro che è una questione abbastanza preoccupante per il Consiglio Comunale che ci sia anche in forma aleatoria, che si possa, i cittadini in causa possano pensare che all'interno del Consiglio Comunale ci sia qualcuno che menta, insomma, questo sperando, io auspico, spero sempre che questo sia creato per questioni di disguidi di interpretazione e non per loro, ma sarebbe interessante che i disguidi rientrino nei disguidi di interpretazione e che loro abbia le sue ragioni di essere smentito. Grazie consiglieri. Passiamo quindi all'approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Prego. Quanti voti favorevoli? Prego. Lei ha fatto due interventi. Mi scusi Presidente, questo è un altro argomento, perché prima mi dice dell'interpellanza che erano già state presentate, mi porta l'ordine di votazione per i verbali e mi dice che ho fatto già 3 interventi. Cioè, No, un attimo, allora siamo ancora su questo. non ci sono le campane ancora. Prego. Allora, sui verbali che chiede l'approvazione, chiedo a lei Presidente, siccome leggendo i verbali è stata data copia, soprattutto in quello del 29 maggio è tutto un intervento fuori microfono, di che non sappiamo comunque se è stato ripreso il tutto, come è stato ripreso, perché su ogni dichiarazione intervento fuori microfono. Anche prendo lettura delle dichiarazioni dell'assessore Busso, non per prenderle in causa, ma per capire un attimo. Poi dell'assessore Minoia, capogruppo Teso, Zanon, è tutto intervento fuori microfono. Volevo sapere se la registrazione è andata a buon fine, visto che c'erano dei problemi, avete registrato, è stato riportato tutto dal registratore che era stato messo in sala e altro. Le faccio rispondere direttamente dal segretario. Grazie Presidente. Siccome a voi noto, la sera c'è stato un disguido tecnico e gli interventi che sono ricordati fuori il microfono sono di discussione che nonostante il malfunzionamento del microfono il singolo consigliere ha ritenuto ugualmente di rendere. La precauzione a cui vi invito, questa è l'occasione giusta, l'ennesima occasione, è quella di accertarsi ogni qualvolta c'è qualche problema di produzione, per accertarsi che non
consiglio cantonale, altrimenti è una politica oggettiva di questo sistema, altrimenti l'intervento non viene valorizzato. Quindi per quanto mi riguarda come valorizzante, faccio riferimento alla vostra discussione, in questo caso qualora vi fossero stati degli interventi fuori microfono si fa riferimento alla volontà del consigliere il quale ha inteso comunque seguire del significato analogo a quello fuori microfono all'intervento successivo o comunque al prosieguo del suo intervento. Sono spiegato? Secondo intervento da segretario, una domanda al segretario. Leggendo però che a distanza comunque di tempo è difficile ricordare se uno ha detto o non ha detto, perché io se prendo proprio pagina 12, il Presidente dichiara terminiamo qua, altrimenti sì non è più finita. Intervento fuori il microfono del consigliere Teso, la saggetta del consigliere Teso, cosa detto? Cioè, penso che dopo praticamente allora ci viene che registriamo c'è certi che sia se il consigliere Teso ha inteso rendere un intervento fuori il microfono significa che era consapevole per il momento dell'inefficacia della registrazione, quello che ha detto non si è curato di ripeterlo a microfono funzionante, oppure sapeva benissimo non sarebbe stato ripetuto. Grazie Presidente. Io personalmente dissento dell'opinione espressa dal segretario comunale, nel senso che se un consigliere durante la dichiarazione che sta esternando vede improvvisamente venire meno l'efficacia del microfono e non se ne rende conto, perché spesso siamo stati noi stessi magari a segnalare ai consiglieri che stavano intervenendo: guarda che il tuo microfono è spento, non si sente nulla, e lui non se ne rende conto, evidentemente la dichiarazione che lui stava facendo non può ritenersi assorbita o compresa nella successiva dichiarazione che invece viene ripresa dal microfono. Si ha semplicemente certezza del fatto che non tutte le dichiarazioni rese dai consiglieri in sede di consiglio sono state registrate e trascritte. Questo è l'unico punto che possiamo ritenere pacifico. Se questo è l'unico punto che possiamo ritenere pacifico, allora dobbiamo anche prendere atto che questo sistema non funziona correttamente, che va sostituito quanto prima e che evidentemente le registrazioni in questo modo effettuate non sono accettabili, quantomeno per noi. Ok, vediamo. Presidente, devo dire che per ragioni ideologiche sappiamo che in qualche serata c'è stato i microfoni che suonavano, questo lo sappiamo tutti. Però ritengo che una parte, io ho avuto modo di guardare queste interruzioni o queste voci fuori microfono, erano date probabilmente anche al di là di questo anche una certa tensione e non vorrei, lei oggi stasera ha iniziato mettendo dei paletti molto fermi, vorrei che poi questo creasse delle situazioni simili che uno si sente autorizzato a parlare con il microfono sopra un altro consigliere, quindi ognuno di voi probabilmente può far parte e dirigente di evitare questo. Probabilmente lei che ha la seduta, la direzione della seduta, sarebbe da evitare anche queste sovrapposizioni. E poi però le chiusure non funzionassero e che il capogruppo Molina addirittura in un'occasione avesse detto interrompiamo il Consiglio Comunale perché da un punto di vista tecnico, non da un punto di vista della volontà dei consiglieri, ci fossero sicuramente delle difficoltà di espressione, di registrazione delle dichiarazioni che sono importanti, anche non dico che ci siano ordini del giorno e quindi argomenti più o meno importanti, perché tutti sono importanti, ma alle volte quando si lavora su questioni dove la volontà del consigliere comunale, l'espressione del consigliere comunale è fondamentale per l'attuazione delle linee delibere, deve essere preso in considerazione sicuramente anche il Consiglio o quello che ha affermato il consigliere
che bisogna porre rimedio in qualche maniera. Non dico che il segretario comunale non si sia adoprato in questo, però è modo, il motivo di tutti di poter collaborare e non fermarsi solamente su una questione di partito preso di principio. Come avevo ribadito anche la volta precedente a capo spero del vostro aiuto, che io essendo giovane fare questo ruolo che non ho mai fatto, speravo tanto nel vostro aiuto, spero che continui, io lo metterò sicuramente dei paletti, però insomma le cose anche l'altra volta si erano sistemate e sono andate tutte a buon fine, che adesso dopo un tempo venga fuori che ci siano di questi problemi, insomma. Prego, capo. L'ultimo intervento, Presidente, perché poi primo perché da parte nostra avrà tutto l'aiuto e l'abbiamo anche dimostrato. Naturalmente chiediamo che lo stesso magari da parte sua nei nostri confronti. Però i verbali non li abbiamo avuti il giorno dopo del Consiglio, li abbiamo avuti dopo tempo. Quindi proprio per questo li abbiamo riletti e abbiamo sollevato a lei quello che è il problema, perché capisce, non è tanto quello che posso aver detto io, ma anche quello che ha detto lei, quello che ha detto il sindaco, cioè alla fine dal contenuto di questo verbale, che è l'ultimo, non si capisce quasi niente, ma nessuno dubita, anzi c'è il problema, cerchiamo di risolverlo, vi siete adoperati immediatamente provvedendo al registratore, però ci auspichiamo che la cosa non succeda più, perché questo verbale ad oggi non è stato letto come lei dice potevate leggerlo prima, è stato letto nei tempi e abbiamo comunicato nei tempi e quindi oggi, perché la seduta del Consiglio Comunale che si chiede l'approvazione, qual era il problema e credo che sia un problema non da sottovalutare, ben importante, perché ci sono dichiarazioni importanti fatte dai gruppi su volontà e anche su scelte, perché su quel Consiglio non si parlava proprio di cose tecniche, veramente cose tecniche, si parlava di scelte politiche e quant'altro. Grazie. Grazie capogruppo. Possiamo votare? Allora, voti favorevoli? Voti contrari? Astenuti? Allora, l'approvazione passa con 8 a 6. No, 9 a 6, chiedo scusa. Bene. Ora passiamo al terzo ordine del giorno. Relaziona l'assessore Trusso. Prego, assessore. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Ammesso che con delibera di giunta regionale 856 del 4 giugno 2013 la Regione Veneto ha approvato la proposta di variazione alla perimetrazione degli ATO, servizio idrico integrato Laguna di Venezia e Veneto Orientale, venuta dai comuni soci della società ASI SPA, da facente parte del gruppo contrattuale Piave Servizi. L'approvazione della proposta formulata da tali comuni, tra cui anche il nostro, è stata disposta in coerenza con il parere favorevole espresso dalla competente Commissione Consigliare regionale e in attuazione di quanto disposto in materia della legge regionale 17 del 2012. In particolare, la suddetta deliberazione di giunta regionale, oltre all'approvazione della variazione delle delimitazioni territoriali dei due ATO, tiene anche 1. Disposto il trasferimento dei comuni soci di ASI SPA, Caule, Cesa, Cessato, Raclea, Fossanta, Jesolo, Usile di Piave, Noventa di Piave, San Donato di Piave, Torre di Mosco e Tensuon di Piave, dal lato Veneto Orientale al lato Laguna di Venezia. 2. Modificato di conseguenza l'elenco dei comuni relativi ai giurati interessati. Con successiva deliberazione del 20 settembre 2013 del Consiglio di Bacino Veneto Orientale, preso atto del trasferimento dei comuni di Caule, Cesa, Cessato, Raclea, Fossata di Piave, Jesolo, Usile di Piave, Noventa di Piave, San Donato di Piave, Torre di Mosco e Tensuon di Piave dal lato Veneto Orientale al lato della Laguna di Venezia, e determinando così le quote rappresentate dai restanti comuni. Preso altresì atto con la medesima deliberazione della deliberazione assunta il 26 luglio 2013 dall'Assemblea del Consiglio
Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, che ha condizionato il perfezionamento della suddetta modifica dei confini del proprio atto sull'ingresso degli 11 comuni richiamati, all'approvazione della Convenzione del Consiglio di Bacino nei rispettivi consigli comunali degli 11 comuni in questione. Per il nostro comune tale approvazione è intervenuta con la delibera di Consiglio 75 del 25 novembre 2013. Ugualmente la deliberazione del Consiglio di Bacino Veneto Orientale sopra richiamata esplica i propri effetti operativi contestualmente verificarsi delle condizioni proposte dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia. La modifica intervenuta e sopra descritta in breve implica da un lato di dover perfezionare il recesso del nostro comune dalla società Piave Servizi SCRL e dai parti parasociali di tale società e dalla società ASI SPA, suonare l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento da parte di Piave Servizi SCRL e dall'altro lato anche di dover procedere all'adeguamento statutario di ASI SPA conseguente alla cessazione della direzione e coordinamento di Piave Servizi SCRL di essa e dall'eccesso dei comuni soci di ASI SPA da Piave Servizi SCRL. In merito alla questione del recesso, questo comune ha già assunto le relative determinazioni con delibera del Consiglio numero 90 del 9 dicembre 2013, che si intende quindi integralmente richiamata. In merito invece alle modifiche statutarie di ASI SPA, queste, in estrema sintesi, consistono da un lato nella soppressione delle clausole di assoggettamento alla direzione e coordinamento di Piave Servizi SCRL, seguenti a quanto sopra descritto, e dall'altro nell'introduzione ex novo di idonee clausole che recepiscano nello Statuto di ASI SPA l'Istituto Comunitario del Controllo Analogo in conformità alla normativa nazionale e comunitaria in materia di servizi pubblici locali affidati in autoproviding. In estrema sintesi, le modifiche statutarie proposte si possono raggruppare nei seguenti ambiti. 1. Modifiche conseguenti alla soppressione delle clausole di assoggettamento alla direzione e coordinamento di Piave Servizi SCRL, articolo 1. 2. Modifiche conseguenti al punto precedente all'introduzione della disciplina del controllo analogo da parte dei comuni soci di ASI SPA. Produzione di nuovi articoli 9, 2, 10, 11 e 12, con conseguente rinumerazione degli articoli successivi e modifica degli articoli 16 e 22. 3. Altre modifiche di coordinamento normativo di adeguamento alla legislazione sopravvenuta, articoli 3, 4, 5, 6, 18, 20, 26, 27 e 29. Tale contesto, piccole modifiche vengono portate anche all'articolo 3, come si è detto, riguardante l'oggetto sociale, riguardo alla soppressione delle attività in materia di igiene ambientale e la migliore precisazione di alcune specifiche attività, cioè potabilizzazione e depurazione. L'articolo 3 nella sua nuova formula viene rivotato in delibera e considerato noto a tutti i consiglieri. Di particolare rilevanza su tutte modifiche apportate con l'introduzione del nuovo testo degli articoli 9, 2, 10, 11 e 12 dello Statuto in materia di controllo analogo. Di seguito si riportano in delibera e si danno note a tutti i consiglieri. Alla fine di una migliore comprensione delle modificazioni statutarie proposte, si allega al presente verbale uno schema di raffronto tra il vigente testo statutario e quello risultante con le modificazioni in questione. Per tutto quanto sopra detto si propone di deliberare in merito all'approvazione del testo integrale dello Statuto sociale modificato come da documento allegato al presente verbale sopra riportate, sull'approvazione dell'attribuzione dei necessari poteri al sindaco dal suo delegato per l'espletamento degli adempimenti necessari per dare esecuzione alla presente deliberazione, ovvero di approvare le modifiche statutarie di ASI SPA in sede di assemblea straordinaria della stessa. Quanto sopra esposto si chiede a questo Consiglio Comunale di esprimersi. Grazie Assessore. Ci sono, prego, Capogruppo Teso. Grazie Presidente. Sì, una domanda all'assessore perché immagino che lei abbia partecipato comunque ai vari incontri con altri e soprattutto anche per le modifiche, le abbia viste le varie modifiche che vanno attuate negli articoli. Ma volevo entrare in merito allo specifico dell'articolo 11. Se mi spiega un attimo, e le dico anche il motivo, siccome noi